molto chiaro, io ho capito due cose. Uno, che cambia ben poco da un punto di vista burocratico. C'è un vantaggio, che le autorizzazioni saranno a titolo gratuito, però ci sono grossissimi svantaggi. Cioè un'azienda, se prima aveva una volontà di crescita, lo poteva fare. Oggi questa volontà di crescita c'è, con l'1% annuo se si attinge all'autorizzazione, oppure c'è, ma complicando moltissimo il sistema di trasferimento da un'azienda all'altra. Una volta eravamo abituati di acquistare i diritti della Sicilia, dalla Puglia, adesso dovremo affittare le aziende in Sicilia, espiantare, riportare su. Diventerà una cosa un po' più complessa che il dottore ha un po' illustrato tra le linee, no? Ecco. No, ma voglio dire che alla fine no, è questo, insomma, noi italiani siamo molto bravi su questo aspetto. Immagino che questo primo bando sarà un bando che, se in una settimana abbiamo già 2500 ettari, in tutta Italia ci sarà una richiesta incredibile sono a titolo gratuito e soprattutto non ci sono regole. Dall'anno prossimo sicuramente metteranno una serie di regole, di punteggi, di priorità o quant'altro, per cui magari sarà più difficile per determinate aziende accedere alle autorizzazioni. Lasciamo la parola al dottor Fregolenta, vediamo se la smaterializzazione dei registri porta meno burocrazia. Buongiorno a tutti. Certo che la porta, magari non subito, anche perché bisogna mantenere sti casi, vedi come fanno? Perché autenticazione fallita. Scusate, ma che quasi non si può, no, non funziona. Sì, cosa la faccio? Che controlla questi meccanismi, perché uno pensa sempre di aver tutto dato nella fretta. Se vuoi il primo giorno dello speeder lui è già collegato. Oggi giusto. Bene, questi corretti bene forse. Sì, vuol dire che è giusto. No, sono i computer della Corpo di Cultura che non boicottano il sistema industriale. Allora? Francescoli, vieni, mi aiuto? Allora. No, non riesco a capire come mai. Io da aggiornare la pagina. No, non dà segni di vita. Oh, scusate, un po' di suspense. Allora, parto con, anche se con un po' di suspense, col fatto di dire che la login e la prima pagina del registro dematerializzato c'è e siamo in rete, quindi a Treviso dovrebbe funzionare. Anche le operazioni le abbiamo già caricate, faremo qualche esempio, andiamo subito a vedere se c'è anche il SEC, così siamo pronti per... Allora, mettiamo subito la data che vogliamo fare la giacenza, mettiamo quello di ieri, che non si sa mai, cerca. Perfetto, mi dà anche la giacenza, mi permette anche di stampare, vediamo se parte Excel. Sto qua, sì.
attimo. Adesso ovviamente lo soldiamo prima di aprirlo perché non lo va in automatico. Automatismi che ogni volta cercheremo di far migliorare. Allora, sperimentazione di strumenti registri. Visto che siamo in casa, visto che ci conosciamo da tanto tempo, vedrò di essere pratico. Allora, noi siamo partiti l'anno scorso su questo progetto, dato anche le batoste prese in Avepa o i successi avuti in Avepa, ho cercato di portare quello che era il modo e l'approccio Avepa nel sistema ministeriale, dove tutti noi sappiamo spesso e volentieri che facciamo molte critiche al sistema AGEA e ai loro informatici, perché spesso e volentieri producono delle cose complicate che funzionano male, che fa fatica a partire. Si è aperto anche il registro, un po' lento, sono un po' lenti un po' quelli della cooperativa. Bisogna potenziare un po' i server della. Comunque ritorniamo alla nostra presentazione. Quindi abbiamo coinvolto fin da subito, quindi non abbiamo al di là di dire che tutti quanti avrebbero voluto partecipare alla sperimentazione, alla fase di sviluppo dell'applicativo. In democrazia è bello tutti partecipare, però si fa anche tanta confusione. Noi abbiamo scelto sull'indicazione della filiera vitivinicola nazionale, quindi anche per Confagricoltura Italia ci hanno assegnato delle aziende. Adesso qui non le abbiamo targate perché alla fine la targa non ci interessa solo che voi sappiate che abbiamo aziende di tutta la nostra penisola. Ci sono aziende del tipo Cantine Riunite SIV, MGM, la Querciavella, Umani Ronchi, Rovero, Gancia, Tasca d'Almerita, Marchesi Antinori, Frescobaldi, Castiglione Rufino, Schenk, Vinivallis, Cavit, Mionetto, Zonin, Santa Margherita. Tanto per dirvi i soggetti con cui stiamo lavorando, non tanto per la parte che andremo a vedere poi di quella che era quella parte che sarà l'applicativo che metteremo a disposizione come Ministero, perché il grosso del lavoro che noi abbiamo fatto è prendere anche delle decisioni che hanno spaccato il mondo vitivinicolo tra grandi aziende e aziende medio-piccole. Le grandi aziende generalmente sono già 20 anni che hanno degli applicativi che continuano ad aggiornare costantemente e che sono molto probabilmente anche più evoluti del sistema informatico che noi andremo a proporvi. Ma le aziende che fatturano più di 1 milione di euro di fatturato hanno anche delle esigenze di tipo organizzativo, quindi gestionale, dove l'applicativo va a gestire dall'EAD elettronico per l'esportazione, alla fatturazione, alla gestione delle attività interne all'azienda, a quelle che sono le movimentazioni. Tante volte gli applicativi sono anche connessi con la linea di imbottigliamento, con la linea di gestione delle vasche, delle temperature, quadri sinottici e tutto quanto che sono presenti in queste strutture, e quindi noi come Ministero a questo tipo di aziende abbiamo dato la possibilità di mantenere quella che era la loro interfaccia grafica, il loro layout, la loro impostazione aziendale, e determinare invece e sviluppare quella parte di software che trasmette i dati dal server
dal computer, dal disco fisso aziendale al contenitore del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, il SIAN. Perché l'evoluzione è quello che serve per semplificare, l'ho sempre detto anche quando ero in Avepa, è quello di dire che per semplificare bisogna avere le informazioni. Se qualcuno pensava di semplificare buttando via tutta una serie di adempimenti, annullando gli adempimenti, questo tipo di semplificazione a normativa vigente non lo possiamo fare. Quello che sicuramente quindi stiamo facendo è di aver ben individuato i soggetti che operano nel settore. Oggi, e lo dovete ben fissare in testa, oggi ci sono il 7% delle aziende vitivinicole italiane che movimentano il 93% del vino italiano. Ok? Il 7% di aziende, quindi 2.500-3.000 soggetti movimentano il 93% del vino italiano. Questi 3.000 soggetti hanno già software, hanno già strumenti, hanno già più evoluti rispetto a quello che e però a fine mese si trovavano a stampare pile o risme di carta per dimostrare, per adempiere al fatto di andare a evidenziare la stampa del registro su carta ridimata dall'ICQRF per fissare quella che era la registrazione, la movimentazione che poteva essere fatta in azienda. Domani queste aziende a fine mese, perché comunque è rimasta nell'ambito della discussione nella definizione del decreto 293 del 20 marzo 2015, è stato definito che il dato che viene trasmesso all'ICQRF, se un'azienda ha una dimensione inferiore, ha una capacità inferiore ai 1000 ettolitri, una produzione inferiore ai 1000 ettolitri, o se è dotata di un sistema informatizzato privato, ha 30 giorni per l'invio del dato della movimentazione avvenuta in cantina. Le registrazioni, salvo le deroghe che sono per i piccoli, ma poi adesso ve le riassumo e poi le andiamo a rivedere magari in maniera più strutturata nelle mail, vanno comunque fatte anche se uno ha un sistema informatizzato con i tempi con cui avete sempre gestito i registri cartacei. Cosa fondamentale: i due sistemi operando nella stessa base dati, quindi il nostro sistema, diciamo, chiamiamolo ministeriale, valutato che io posso andare a fare quella che è l'elaborazione dei prodotti e quindi quando prenderete con confidenza la cosiddetta SPAB, che sarà la elaborazione di vini spumanti, se voi in azienda avete già un applicativo che gestisce solo la fase di commercializzazione e imbottigliamento, quindi prende i vini finiti e da quel momento il dato entrava nei vostri applicativi e da lì dopo tutto veniva gestito informaticamente, mentre le fasi di arricchimento, di vinificazione venivano gestiti su cartaceo, domani come imprenditori valuterete se continuare a farlo, solo che invece di farlo su un registro cartaceo, invece di acquistare i registri Flora di Botteon che tanto scalpita e tanto denigra questo progetto, non comprerete più i registri Flora e quindi purtroppo lui si troverà con una perdita abbastanza pesante dalla prima televisitazione. Non servirà più venire in ufficio a vidimare questi benedetti registri cartacei e quindi un adempimento sicuramente viene già eliminato, come per chi doveva venire ad agosto di solito arrivavano le risme di carta per stampare il registro a fine mese. Potrete continuare a fare le registrazioni su questo applicativo. Abbiamo definito già quelle che sono le regole per l'accreditamento, anche in questo caso ci sarà l'invio di mail, sarà il titolare dell'azienda
che dovrà fare la richiesta per avere le credenziali di accesso, il proprio UA, con poi una password che viene assegnata sul sistema. Una cosa un po' più complicata invece per i web service, ma generalmente, salvo che qui adesso non vi conosco tutti, se avete già anche un sistema, un gestore informatico privato aziendale, comunque chi sarà l'addetto c'è un manuale proprio per come far funzionare quelli che sono i web service. Pertanto io vi ripeto, in questo momento c'è un tam-tam abbastanza pesante da parte dei venditori di software. Loro fanno le loro proposte, no? Loro dicono: oggi noi abbiamo rivisto tutto il mondo dell'applicativo che riguarda il settore vino. Il sistema nazionale chiede che tutte le registrazioni vengano informatizzate. Noi, società XYZ, vi proponiamo il pacchetto che va dal carico delle uve allo scarico delle, come si dice, delle bottiglie etichettate, quindi alla fase di commercializzazione. E magari quel software vi permette di essere un gestionale, di fare le fatture, di fare le avvie, quindi dovete essere voi imprenditori che in base alle esigenze decidere. Io come responsabile del gruppo di progetto del sistema informatizzato vi dico: i sistemi informatizzati e il sistema, diciamo, online che voi a cui potrete accedere sono interfacciabili e scaricano i dati nello stesso server. Pertanto sarete voi che dovrete decidere se continuare a fare la vinificazione sul tra virgolette cartaceo informatizzato, se fare le sfumatizzazioni su un registro, diciamo, che adesso sarà su un sito internet e non più su, diciamo, sopra il tavolo, con le stesse regole, cioè le tempistiche che voi avevate per le registrazioni degli additiveti piuttosto che del vinificazione o altro sul cartaceo sono le stesse che domani, se siete un'azienda che supera i 1000 ettolitri, troverete anche qui. Quindi quello che dovrebbe maggiormente imbarazzarvi è solo l'aspetto di dire che prima ero su un sistema cartaceo che lasciavo in un cassetto e solo se qualcuno veniva a rompermi le scatole in azienda e voleva controllare le registrazioni prendeva atto di ciò, dello stato di aggiornamento e di ciò che voi avevate fatto. Domani sostanzialmente cambia quasi niente, perché la data di imputazione del dato e la data di effettuazione dell'operazione non ha un controllo, no? Quindi se io ho fatto venerdì una sfumatizzazione e la registro oggi, siete voi che digitate la data. Il sistema non fa un controllo, ma guarda che tu dovevi farlo entro 24 ore da quando hai messo su l'autoclave. Ok? Quindi ha la stessa gestione. È un rischio vostro, perché se stamattina fosse venuto l'ispettore della repressione frodi, avrebbe trovato che c'è una sfumatizzazione di cui avevate dato la comunicazione preventiva, ma non la trovava ancora registrata nel registro. Quindi il, tra virgolette, rischio o la criticità è la medesima. Ok? Come tutte le cose nuove, oggi fare una domanda dell'UMA informatizzata credo sia molto semplice. No? Non più? Sono da dire. Però diciamo che da un po' di tempo fare la domanda non è più complicato o bisognava fare corse in giro per gli uffici. Domani, no? Con la parte quindi di questo software,
ci dovrà essere sicuramente quello che è un tempo tecnico per imparare, cioè tutte le cose nuove, la macchina nuova piuttosto che lo strumento nuovo, bisogna conoscerlo per poi riuscire anche a capirlo e saperne sfruttare le potenzialità. Noi come Ministero, o insomma, come gruppo del progetto, avevamo dato delle tempistiche, ci siamo presi 4 mesi perché abbiamo avuto dei ritardi rispetto al 1° di gennaio per entrare e avere non più il prototipo, ma avere il software pronto da pubblicare. E il Ministero e il gabinetto del Ministro hanno deciso che dovevamo partire e ha dato dei tempi molto stretti perché vorrebbe che dal 30 di giugno iniziasse l'obbligatorietà della tenuta nei registri informatizzati, quindi avete 3 mesi, sostanzialmente il Vinitaly diventerà il momento in cui ci saranno i venditori di software che vi sommergeranno di volantini e vi diranno i miracoli che potranno fare i loro applicativi. Quello che vi dico è di avere, quindi stiamo facendo questi interventi proprio per farvi capire quali sono le possibilità. Credo che su questo aspetto di poter fare le registrazioni in modo disgiunto, quelli che devono vendere un software non lo evidenzieranno molto, noi invece per parte nostra ve lo diciamo in modo tale che poi voi siate sereni nella vostra valutazione. A noi andrà bene sia che facciate tutto sul software sia tutto sul nostro applicativo. Se eravate abituati a fare, chi è responsabile che materialmente fa le registrazioni, a confidenza con, poi vedremo delle schermate, con ciò che va indicato e ciò che va riportato. Ci sono naturalmente come gruppo di lavoro avevamo un canovaccio abbastanza rigido, cioè abbiamo un regolamento comunitario che ci imponeva di fare determinate registrazioni. Quello che deve essere chiaro è che le stesse regole con cui si gestivano i registri cartacei sono state portate nell'ambito dei registri informatizzati e quindi tutte quelle che adesso magari qualcuno sta dicendo ma ci costringerete a fare un sacco di registrazioni in più rispetto a prima. Per una parte è vero, però è anche vero che poi cercherò di farvi vedere degli esempi. Una volta che io ho generato la mia serie di articoli all'interno dell'applicativo, con dei tasti andrò a richiamare quelli che sono i prodotti che un'azienda del nostro territorio farà una quindicina di articoli, ripeto, salvo che non sia una grossa cartina che magari però avrà già un applicativo. Nel nostro caso sarà l'azienda che ha 3-4 mila in meno di 1000 ettolitri e quindi con una decina di articoli ha già fatto quello che è il suo, le sue registrazioni, e di volta in volta, anno per anno, non servirà più che vada a imputare determinati attributi se non quelli che sono cambiati di annata per annata e che poi, voi, perché ogni singola azienda avrà le sue peculiarità, dovrà avere l'accortezza e l'attenzione di gestire correttamente. Quindi questo per dirvi, adesso ormai le date arriviamo a fine marzo, l'applicativo sarà completo con tutte le operazioni, comprese la certificazione, comprese la distillazione, proprio perché l'applicativo non servirà solo per gestire le cantine che producono vino, ma serve per gestire tutto quello che è il mondo dei prodotti vitivinicoli, quindi compresi gli aceti di vino, compresi le bevande aromatizzate. Questo è solo uno schema per farvi vedere che questi soggetti, queste aziende che avevate prima in elenco, negli ultimi, fino all'11 febbraio, da dicembre, avevano mandato tutta una serie di pacchetti di dati che erano già stati lavorati e naturalmente loro, quando c'erano dei problemi, ci hanno già evidenziato quelle che erano le criticità, e ad oggi possiamo dire che è sempre
uno strumento che è nuovo e quindi che ha tutta una serie ancora di vizi, e quindi come struttura ministeriale stiamo formando anche i nostri ispettori, perché nella prima fase non sia fatta una fase repressiva, ma sia fatta una fase proprio di insegnamento, di informazione, di informativa a tutti gli operatori che gioco forza ci dovranno chiamare, utilizzeranno quelli che sono gli help desk per mandarci i quesiti, perché comunque è un sistema che va imparato. Detto questo, e quindi riprendiamo quelle che, al di là di quelle che sono quello che è il decreto e quindi i soggetti obbligati, che quindi tutti quelli che detengono prodotti vitivinicoli sono obbligati a tenere il registro, salvo il caso particolare che poi vediamo, compresi coloro i quali fanno attività per conto terzi e i titolari di stabilimento che imbottigliano l'aceto, produzione e imbottigliamento di aceto, di vino. Andremo a vedere poi l'eccezione dell'aceto balsamico e altre cose. Sono esentati i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva, quindi se uno ha più di 50 ettolitri di capacità e non lo vende direttamente come vendita diretta nell'agricoltura piuttosto che nella frasca che ha in azienda, dichiarata e comunque legittimata, può fare a meno di tenere i registri, e questo farà solamente la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Questi tipi di aziende sono tipiche della zona dell'Alto Adige, nell'ambito del Triveneto, dove ci sono queste micro aziende che hanno anche l'agriturismo e che quel 20-30 ettolitri che si producono in azienda lo vendono anche direttamente durante i propri commissari. Gli esercenti attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati, quindi chi commercia e in questo caso rientrano anche tutti coloro che si fanno fare contolavorazione, quindi io ho il mio vigneto, prendo però la mia uva, la metto in contolavorazione a un'azienda vitivinicola, l'azienda vitivinicola mi fa tutte le lavorazioni e mi restituisce le scatole con le bottiglie etichettate e in ordine, io le porto nel mio punto vendita aziendale, non ho l'obbligo di tenere un registro. Dovrò tenere però tutta la documentazione, il contratto di contolavorazione e delle bolle di movimentazione dei prodotti per evidenziare comunque quelle che sono le transazioni, la tracciabilità del prodotto, ma cosa già nota. Coloro che detengono i luoghi diversi dagli stabilimenti, dei depositi, dagli acetifici, prodotti viticoli, tra il quale vitivinicoli, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli come ingredienti. Quindi se io ho un pastificio e ne aggiungo del pastificio piuttosto che un forno e faccio i miei prodotti da forno e ne aggiungo il prosecco piuttosto che il vino torcolato e altro, quella materia, quel prodotto vitivinicolo che io ho come ingrediente lo posso ricevere in azienda, lo gestirò sempre attraverso la documentazione di consegna, bolle e fatture, e non sono obbligato alla tenuta dei registri, perché quello non verrà trasformato, ma verrà solo quindi trasformato ai sensi del regolamento 436, ma verrà utilizzato come ingrediente in un prodotto della mia azienda. Abbiamo chiarito che gli spedizionieri, quindi chi fa groupage, non dovrà tenere i registri presso la piattaforma, ma saranno le singole aziende che dovranno gestire le spedizioni e i carichi e gli scarichi e le movimentazioni nel registro aziendale. I soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione.
i rivenditori del minuto di piccoli quantitativi, no? Quindi compresi il vostro concentrato e il vostro concentrato rettificato, e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto. Gli operatori viticoltori non vinificatori, ad esempio tutto il sistema Verona, che ha solo la messa in riposo delle uve per preparare le uve appassite. Questi gestiranno solamente quello che è la documentazione legata, se è uva propria naturalmente avrà quello che è la dichiarazione potenziale, la dichiarazione che farà la Sicuria per gestire quello che è il fruttaio, nel caso il prodotto sia dopo, comunque anche delle indicazioni e delle giustificazioni per detenere le uve non ad hoc, e quindi sono esentati, e i soggetti che non dispongono di stabilimenti che tengono presso i propri depositi per la successiva rivendita in rosso, per esempio il discorso dei depositi di prodotto finito. Quindi, come oggi, ogni stabilimento che ha un ICQRF avrà un proprio registro. Quando voi comincerete a ottenere dei credenziali, appena vi loggerete al sistema SIAN, vi farà ci sarà una prima schermata in cui voi visualizzerete tutti i codici ICQRF abbinati al vostro codice fiscale, no? Quindi abbiamo recuperato tutta quella che era il dato storico che è presente nei nostri database, e li metteremo a disposizione, primo per fare ordine e eventualmente anche pulizia. Vi rappresento già fin d'ora che abbiamo visto che l'ICQRF ha avuto un passaggio di gestione dei sistemi nel 2003, e tutti i codici ICQRF ante 2003 li ritroverete purtroppo nella schermata che vi sarà presentata se voi avete già aperto o chiuso degli stabilimenti prima del 2003, perché non essendo informatizzata quella fase comunque si è trascinata tutte le decodifiche, e quindi anche lì abbiamo previsto un automatismo. C'è già una comunicazione dove voi potrete appoggiare anche la dichiarazione con cui la struttura, quel codice ICQRF è cessato, e dovete dichiarare che non ci sono più registri aperti, perché è l'altro aspetto che dovevate eventualmente registri DOCO, DIT piuttosto che DOCO ancora con la numerazione di quel sito produttivo, perché naturalmente quando è cessato uno stabilimento, se ci sono questo tipo di documenti vanno consegnati con un verbale all'ICQRF per la distruzione. Ok? Quindi se troverete, vi renderete conto che avete ancora magari a casa della documentazione riferita a stabilimenti che avete cessato, non succede niente, dovrete recarvi presso l'ICQRF con gli eventuali DOCO che avevate ancora magari trattenuto insieme ai registri della cartellina, perché quei documenti vanno consegnati e distrutti. Ok? Nel caso invece ci sia piena corrispondenza, abbinerete al vostro codice fiscale quello che è il sito per cui dovrete tenere le registrazioni, e automaticamente si aprirà questa prima schermata dove voi avrete, vediamo se adesso è caduta, no, confermiamo la ditta, diremo che siamo un'azienda piccolina sotto i 1000 ettolitri. Ci conferma che va tutto bene, entreremo dentro in quella che sarà le prime schermate che voi dovrete compilare, che sono le anagrafiche. Come detto, i sistemi sono 2 e possono essere utilizzati anche contestualmente. Non necessariamente dovete scegliere se tenere tutto nel sistema
SIAN o nel sistema informatico privato, perché i dati vengono scaricati tutti nella stessa banca dati. Quello che dovrete fare attenzione è di fare delle scelte precise, perché non va fatto il misto mare, non si può fare, cioè se io tengo la commercializzazione sull'informatizzato e dopo vado a fare delle registrazioni sul sistema SIAN, potrei creare delle duplicazioni o degli errori che però sono stati generati da una mia impropria registrazione. Sappiate che nel sistema informatizzato fino a 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione il dato può essere modificato. Se io lo faccio prima di 30 giorni quella riga verrà completamente cancellata, è come se voi non l'aveste registrato. Nel caso in cui si superano i 30 giorni dalla data di registrazione, e questo succederà anche nei vostri applicativi, è come se nei vecchi registri si tirasse sopra la classica riga, no? Che comunque doveva lasciare visibile quella che era stata la scrittura, e poi si procede con una nuova registrazione che dovrà andare eventualmente a modificare anche a cascata anche eventuali altri errori conseguenti a questa modifica che era stata fatta e di cui vi siete accorti sperando prima dei 30 giorni o dopo i 30 giorni. Se succede prima la riga viene cancellata e quindi si ha una modifica o una cancellazione fisica del dato. Invece nel momento in cui mi accorgo dopo i 30 giorni comunque posso effettuare la modifica della registrazione, solo che diventerà una modifica logica, il che significa che la stringa, la riga di registrazione rimane, però viene evidenziata perché è stata modificata. Ok? Bene. I termini di registrazione li abbiamo già detti. Quello che è importante e sicuramente per chi ha in azienda meno di 1000 ettolitri, che significa che io posso produrre 5000 quintali di uva, però se vinifico meno di 1000 ettolitri io posso beneficiare, visto che fate delle foto, dopo le slide noi le lasciamo verranno messi online. Perfetto, e quindi ve le scaricate direttamente da qui, visto che l'abbiamo comunque anche questa presentazione l'abbiamo pubblicata, quindi ve la potete tenere e anche tenere come traccia. Quindi diversamente dall'esenzione di quelle aziendine micro che erano capacità di 50 ettolitri, in questo caso è registrazioni con la stessa regola del dato fiscale, quindi del deposito fiscale, che se uno nei 3 anni precedenti ha fatto meno di 1000 ettolitri vale la dichiarazione di dire che ha prodotto meno di 1000 ettolitri. Ha questa serie di benefici di poter effettuare le registrazioni a 30 giorni, no? Dalla loro effettuazione, compresi gli arricchimenti, gli arricchimenti fatti però con la dichiarazione preventiva, quindi dove c'è una comunicazione dove quella fatta 48 ore prima dell'effettuazione dell'arricchimento mi permette di poter andare a fare tutte le mie, quindi di far salvo il periodo di raccolta delle uve e di pigiatura, che è particolarmente gravoso per le piccole aziende che magari non sono dotate di manodopera o comunque di segreterie per poter gestire eventualmente quelle che sono le registrazioni. È stata data questa possibilità. Ulteriore possibilità è data per quelle aziende che vinificano solo uve proprie, dove il carico delle uve, che deve essere fatto per singolo carico consegnato e quindi per singola
partita IVA, codice fiscale che vi consegna le uve giorno per giorno. Nel caso di vinificazione sotto i 1000 ettolitri con sole uve proprie, potete fare avete Prosecco, Glerata, Prosecco, avete del Merlot, avete dello Chardonnay. Questo con 3 registrazioni potete registrare a fine mese, quindi a fine settembre, tutto quello che è il prodotto che avete incantinato in azienda, ok? Però solo per questa tipologia di aziende. Vi è un'ulteriore possibilità, però io Luca non l'ho mai vista in 8 anni, dove le aziende che vinificano e che non imbottigliano, quindi che non fanno operazioni, elaborazioni e operazioni di cantina, possono utilizzare il retro della dichiarazione di produzione, quindi quante righe sono? 25 righe, 25-30 righe. Chi fa meno di 25 operazioni in cantina potrebbe anche produrre 5.000 ettolitri di vino, no? Fa tutto glera, atto a prosecco, e con le 5 registrazioni, carico delle uve, vinificazione, pigiatura, svinatura e quello che è da BNF, si passa al vino, quindi con 5-6 operazioni lui potrebbe, no, essere esentato dalla tenuta dei registri, e però deve tenere questo registro nel retro della dichiarazione di produzione. Questa è una regola che però c'è da 22 anni, ok? Però io non ho mai visto nessuno, perché generalmente la acidificazione piuttosto che il trattamento col carbone, piuttosto che quello che è un arricchimento, viene fatto soprattutto sul tipo di uve che vi dicevo, e quindi magari è una scelta che non è stata mai utilizzata, ma dovete sapere che, no, magari domani avete specializzato le vostre aziende, sappiate che c'è questa possibilità. Naturalmente il prodotto non va a vino, va venduto sfuso, perché l'imbottigliamento è una pratica enologica, e la stessa pratica enologica prescrive anche conseguentemente la tenuta dei registri. Ok? Andiamo a vedere le modalità online. Quindi c'è una parte dove bisognerà logarsi, quindi verrà associato quello che è al codice fiscale del titolare dell'azienda un ID e una password. Con quell'ID e con la password ci sarà la possibilità di accedere a due sistemi. Uno che è di prova, dove quelle che sono le registrazioni che voi andate a fare possono essere proprio come degli esercizi, potete vedere come funziona il sistema, e non hanno nessuna validità per quelle che sono le registrazioni, perché quelle invece che saranno considerate valide, quindi anche risponderanno e solveranno a quelle che sono le prescrizioni normative, saranno solo le registrazioni sull'ambiente non di test, quindi di pre-esercizio, ma il registro ufficiale. Pertanto tutti voi che dal 1° di aprile avrete la possibilità di richiedere la password, vi troverete con questi 2 ambienti in cui potrete operare. Ricordatevi che nell'ambiente di esercizio, chiamato proprio esercizio per andare a capire come funziona il meccanismo, mentre quello ufficiale, nel momento in cui registrate e passano i 30 giorni, sappiate che quello diventa il registro come quello che tenete vidimato in azienda. Stesse condizioni. E altra parte simpatica naturalmente di tutto questo giochetto dell'informatizzazione è che quei dati potranno essere aggregati a livello nazionale, e quindi capire cosa sta succedendo nel sistema vitivinicolo. Vabbè, queste sono le operazioni, dopo adesso questo lo vediamo in pratica, questo lo vediamo dopo
praticamente tramite quello invece il sistema web service. Nel sistema di scambio tramite web service la trasmissione dei dati non prevede un intervento umano, quindi si arrangia l'applicativo. Quando avrete, vi aggiorneranno gli applicativi che avete già in azienda, salvo, ripeto, che se fossero degli applicativi che hanno richiesto una ristrutturazione di quella che era la gestione dell'informazione finalizzata all'invio al SIAN, voi dovreste trovare le stesse maschere, no, che siete abituati a utilizzare quotidianamente in azienda, in quanto ci sarà poi un automatismo che insieme ai vostri consulenti informatici deciderete di inviare a 30 giorni, a 20 giorni o quando deciderete, o ogni aggiornamento. No, ad esempio ci sono delle aziende che mi hanno detto: ma noi abbiamo già tutto quanto informatizzato, ci arrivano i dati ufficiali dalla linea di bottigliamento, possiamo no, entro 48 ore inviare i dati. E ho detto: le scelte con cui inviare i dati è vostra, vale la regola che vale è questa: nel momento in cui io invio il dato ho sempre 30 giorni per la cancellazione di quel dato e ho invece dal 31esimo la possibilità della modifica del dato. Ok? Come oggi gestiti i registri e gli apparati informatici, questa naturalmente come ufficio frodi non la vediamo come opportunità per l'azienda per non fare sbagli e per verificare. Quello che invece potrebbe essere e configurarsi ritardo o omissione come frode, come lo contestiamo oggi, verrà contestato domani. Non cambia molto. Quello che noi ci aspettiamo come gruppo di lavoro è che i prodotti a denominazioni o le forti tensioni che certe volte ci sono sui prodotti vitivinicoli, sul vino, che quando superano determinati prezzi magicamente c'erano da qualche zone che partivano fermentazioni e quindi sul mercato venivano subito recapitate magari quella decina di cisterne che portava il prezzo al di sotto di certe soglie. Il prezzo dovrebbe essere correlato effettivamente all'uva prodotta, all'uva presa in carico al 15 di ottobre e poi alla successiva verificazione e quindi correlato alla domanda, cercando di andare a togliere non più quelle situazioni, diciamo, no, dell'altezza dei caratteri delle bottiglie, che ahimè comunque